Mi sono arrivati dati sulla stagione invernale in Friuli Venezia Giulia, dati record. Non pensavamo di raggiungere risultati così importanti per il turismo delle nostre montagne. Superati per la prima volta i 900.000 ingressi sulle piste da sci, 9.800.000 i passaggi. Quella appena conclusa si conferma una stagione invernale da record in Friuli Venezia Giulia. Un aumento del 12% di ski pass venduti, quasi 10 milioni di passaggi e un aumento di turismo del 6,7% in media su tutti i nostri poli sciistici. Risultati importanti che, come dicevo, per la prima volta nella storia della nostra regione vedono i passaggi negli impianti di risalita superare i 900.000, 906.067 per la precisione, e un aumento anche di incassi per quanto riguarda ovviamente gli impianti stessi. Sono risultati molto buoni, lo devo dire, sia in termini di presenze sulle piste da sci, più 10,7%, ma anche da un punto di vista di presenze proprio sull'intero, di turisti sull'intero arco montano, più 6,7%. Abbiamo degli incassi che sono in forte crescita per quanto riguarda gli impianti. Insomma, stiamo incominciando a raccogliere i frutti di politiche di attrazione e di investimento che la Regione Friuli Venezia Giulia sta facendo da diversi anni. Importanti le ricadute anche sul fronte della ricettività e dell'occupazione alberghiera. Vogliamo continuare a credere nella nostra montagna, a investire nel turismo invernale e non solo ovviamente, e ci auguriamo che tanti operatori anche del privato decidano di aprire nuove attività nel nostro magnifico territorio. Ma è fondamentale perché in questo momento, pensate, abbiamo più richieste rispetto al quanto possiamo soddisfarle in termini di ricettività e quindi di posti letto.